Chiudi gli occhi, anche tu, come me, per sognare quel che in questo mondo non c'è. Non aprirli e rimani accanto a me, per sognare sempre insieme. Hola a tutti ragazzoli, bentornati in un nuovo video. Siamo dispersi in mezzo alla natura e oggi questo è un test, però proveremo a farvi vedere dietro le quinte di come possiamo chiamarlo, delle riprese per fare una specie di come si chiama, trailer, tipo un trailer per... Allora, intanto premettiamo che appena vedete questo video già la canzone è uscita. Praticamente un mio amico ha pubblicato una canzone su Spotify. Stiamo facendo delle riprese per fare dei piccoli trailer da caricare su Instagram, eccetera eccetera. E quindi comunque ovviamente vi metterò in descrizione il link della canzone, Spotify, qualsiasi altra cosa, Instagram eccetera. Ecco qua, vedete, abbiamo trovato questo posticino che stiamo esplorando adesso, che conosceva Thomas. Eccolo qua Thomas, e che proviamo a vedere perché sembra un po' abbandonato in realtà, però sembra carino. Quindi ecco appunto, vedete qua roba in mezzo alle scatole, e c'è un pontile lì in fondo che non so se voi vedete, scusate ma vado piano perché ho l'attrezzatura alle spalle. E boh, adesso andiamo a vedere, cerchiamo di trovare le zone giuste. Poi ripeto, non ho mai fatto niente del genere, quindi è un test, nel senso io lo faccio come così come favore, però a me piace qualsiasi cosa che riguarda editing eccetera, quindi mi piace mettermi in gioco a fare queste cose, provare. Quindi adesso vediamo, vedremo anche cosa verrà fuori. Ecco, guardate, questo è il pontile che vi dicevo. E comunque se i comuni darebbero meglio anche certi posti sarebbe anche più bello. Vedete? Adesso esploriamo. Come potete vedere i cestini vengono svuotati mai. La gente poi è veramente lo schifo in persona. Oh, vabbè. Allora abbiamo appena passato il pontile e guardate cosa abbiamo trovato. Assurdo, una chiesa abbandonata. Che adesso cerchiamo di capire. Intanto attenzione che ci sarà anche dell'urbex in questo video, però dobbiamo stare molto attenti perché ok, piccioni, si deve vedere dalla quantità di escrementi, è pieno di piccioni. Mamma mia. No, vediamo se riesco a farvi vedere dentro, però riesco di prendermi 800.000 malattie. C'è una puzza che non immaginate. Ok, guardate qua c'è un altro stabile abbandonato. Proviamo a raggiungere. Già che ci sono i... Oh, assurdo, guardate dentro. Allora, già che ci sono i sostegni qua vuol dire che il tetto è tenuto su per qualche motivo. Però adesso proviamo ad andare a vedere in fondo.
ragnatele, beh, che figata. Ho sempre adorato fare dell'urbex così. Piedi di piccioni ovviamente. Eh sì, tutto abbandonato qua. Già vedi un attimo qui in fondo, però comunque. Chissà cos'era sto posto. Proverò a cercarlo online, magari mi metto. Si sarà anche su, vabbè, su, ovviamente. Vabbè, cemento, quindi. Dio, guarda qui sotto. Sapete che io mi cago addosso, quindi. È tutto aperto. Madonna, che buco! Se non vedo la fine. Quanto profondo è? Madonna. Vi giuro, non riesco a vedere la fine. Come vedete che... Non sembra molto... A parte certe zone, ma non sembra molto pericolante. È come se, vedete, sono rimasti i sostegni prima di mettere tipo le porte, finestre, eccetera. Comunque, oh, vi giuro che non riesco a vedere... Ah, eccolo lì. Lì si vede un po' in fondo, voi non lo vedete mai, ma tipo qua c'è una piccola luce. Perché ci saranno 20 metri sotto. Quindi andiamo via da qua. Un assurdo, chissà cos'era. Tipo la piazzetta. Bene, torniamo indietro e non credo che questo sia. Dipende uno giustamente l'idea che ha del, diciamo, delle clip o di qualsiasi cosa uno voglia riprendere. Ci sono le scale che si potrebbe anche salire perché sono in cemento, però magari per adesso evitiamo. Ci sono un sacco di piume ex combattimenti. Sì, qua hanno imbrattato. Che bei disegni, bellissimo. Ci sono dei murales veramente belli. I murales sono veramente belli, con quelle facce lì. Allora, qua è più imbrattato rispetto giù. Qua c'è una... vabbè, viene giù acqua. C'è la finestra. Così entra l'aria. Esatto, vedete siccome qua è tutto chiuso. Ma che belli questi murales. Mi piacciono queste facce strane. Quella gli manca gli occhi però. Qua c'è... là c'è il sottotetto che secondo me, a giudicare dalla quantità di escrementi, stanno i piccioni. Bella sta frase, il silenzio e il rumore dei fatti. Boh, allora tu cammini in qua e allora io vengo, fai conto che vengo in qua, così. Quindi tu man mano che cammini io vado indietro e vengo indietro fino a questa alla trave, così mi regolo dopo la trave e mi fermo. E c'hai quei 10 secondi, una cosa del genere. Ah, ma poi tu fai subito 10 secondi e poi fai tutti i tagli. Sì, ma noi riprendiamo tutta la scena intera. Perché dopo nel momento che faccio il montaggio vediamo la parte più bella, eccetera, così prendo solo quel pezzettino. Abbiamo più riprese così, più secondi anche. Ok, vieni. Ok.
Bene, adesso si fa la parte seria con la chitarra. Tan 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 tan. Cos'è? Capotasta, Ah sì. quello che tiene fermo le fame. Nuovo, mai usato. Prima volta. Infatti vedete, senza neanche un graffietto. Sorridi? Lì sulla finestra. Allora, ora poi quando tu fai play già dal piano, così lui si prepara. Sì, così lo so quando parlo. Esatto, così tu sei l'attacco, tu comunque suoni, tanto ti ricordi tu gli accordi e tutto, e tu suoni proprio come se dovessi suonare la canzone. Sì, perché tanto poi togliendo il volume. Esatto, e io dopo sincronizzo la musica reale e tutto, però almeno c'ho la referenza anche quando riascolto. Ok. Sono venuto al secondo piano a trovare un'altra location, però questa parte qua, mamma mia che puzza. Parte qua no, perché fa schifo. C'è cadaveri. C'è una puzza assurda. Qua già ci sono 3 cadaveri di piccioni. 4. Per questa seconda parte penso di fare tipo una ripresa che punta verso lì, una cosa del genere come state vedendo voi, tipo, perché da qua ci sono i murales che non c'entrano niente, per quanto sono anche fighi, però non c'entrano. Vai anche più in fondo? Vai più là. Stai più a sinistra? Scusa, tu a destra? Esatto, vai davanti allo sporco, ok. E però devo stare così perché la finestra mi rompe le balle, dopo, ok. Bene, usciamo dal luogo abbandonatissimo e puzzoso. Adesso torniamo dove c'era il ruscello e il pontile. Facciamo le ultime riprese lì. E poi basta. Anche perché inizia la fame. Allora, tu sul pontile fai pure un po' attoppigimento destra, sinistra, come vuoi. Io perché da qua non mi muovo, cioè ti faccio solo così. A parte che non ho molta scelta di muovermi. E non posso neanche fare la ripresa col drone, perché guarda. E poi adesso faccio uno spampa e lo riprendo. Ehi là, sto per fare una cagata. Aspetta che volevo. Oh. Devo cercare di gonfiare le vene, che si vede. Ok, per me puoi partire. Ok, cosa vuoi? Sì. Bene, adesso facciamo l'ultima ripresa qua nel vialetto del ruscello e basta. Ma sempre da qui? Sì. Da 30? Sì. Ok, vado. Aspetta.
Da 30. Da 30, 0,30. No, sì, buonanotte. Non c'è il ritornello lì, mi sa. Fai partire? Sì. Non sai neanche i secondi della tua canzone. Adesso non è che sto... Mi raccomando, piano. Sono Cioè, cammina lentamente, con calma. Vedi tu se ti piace guardare. cinematografico. Poi lo fai a rallenti. Anche tu, come me, per sognare quel che Vieni, avvicinati. Occhio. A go, boom. Questa ci sarà nel video. Ma sta andando? Sì. Si vede qualcosa, è inquadrato bene. Ok, puoi andare. Aspetta, non ci sono, ho sbagliato. che ci uccide Aspetta. con la sua falsità. Chiudi gli occhi, anche tu, come me, per sognare. Bene, finito, adesso risaliamo senza cadere. Però almeno se cado, ridete. No dai, non cado. Ecco qua. Qua c'ho dei problemi nel salire perché qua... vi devo oscurare io o vi date permesso di andare su YouTube? Dovrebbe esserci una bella scena. Per quello che sto riprendendo. Niente dai, è andata bene dai. Ecco qua. Tornate nel prateria. Guardate qua che c'è un aratro, credo che sia un aratro, come si dice. Ma perché sento l'acqua? Becchissimo. A mano. Guarda che abbiamo trovato anche un albero. C'è l'albero di more, pieno di more. Se ne assaggiamo una. Anche due. Ah, è vero che smerdano tantissimo. Sì, l'amore, sì. Non sono tanto buone comunque. No. Sono ancora premature. Bene, abbiamo finito le riprese. Stiamo tornando a casa in macchina. E vedremo cosa sarà venuto fuori. Magari in fondo al video mi metterò le clip finali. Così vedete anche voi il risultato delle 2 o 3 orette che abbiamo perso dedicato. Poi considerate anche che ovviamente io non sono un professionista, quindi vediamo cosa è venuto fuori e ditemi se vi è piaciuto e niente, il risultato se vi è piaciuto. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao, salutate. Ciao. Salutate.